Sono giunte anche a noi tante lamentele per questi lavori che ANAS sta compiendo nel tratto di Povesolania. 1 chilometro di lavori, un restringimento della carreggiata e una statale Valsugana ancora una volta bloccata dal traffico. Tantissime le segnalazioni arrivate dagli automobilisti lungo il tratto tra Romano di Ezzelino e Pove del Grappa. Ore di attesa, comuni completamente isolati e un lungo serpentone di auto. Le lamentele prevalentemente riguardavano ovviamente l'orario di esecuzione dei lavori. Insomma, da quanto è dato capire, lo sappiamo anche noi, i costi dei lavori pubblici delle asfaltature sono aumentati considerevolmente e quindi il lavoro in notturna aggiunge costi e quindi avendolo fatto in questi periodi della giornata ha consentito sicuramente di asfaltare più chilometri o comunque più metri. Da Bassano a Primolano, da Romano di Ezzelino a Rosà fino ad Oliero, Valstagna e Campolongo, una statale valsugana su cui transitano ogni giorno in media 27.000 veicoli, un terzo dei quali mezzi pesanti. Questo pone l'accento ancora una volta sull'importanza di questa strada perché ci avviamo ad un periodo estivo in cui il traffico sarà consistente in aumento e le occasioni di rallentamento, magari non dovute ad asfaltature ma ad altri elementi, possono creare a questo territorio dei disagi importanti. Gravi incidenti e traffico spesso congestionato, una strada che da anni rimane al centro del dibattito politico in attesa di nuove soluzioni. Insistiamo sulla necessità di accelerare nella progettazione e poi nell'esecuzione di alcuni importanti lavori che portino via traffico dai nostri centri abitati. Su questo diciamo di essere ascoltati sia da ANAS che dalla Regione Veneto e credo che a breve avremo delle novità interessanti che vanno nella direzione di risolvere i tanti problemi che affliggono la statale 47 e farlo nel modo auspicato dalle amministrazioni comunali.